Tu nasci come cantante di piano bar, mi dicevi? Sì, nasco 30 Ci anni siamo fa, passati tutti, guarda. quando Che era ci una cosa posso. bellissima, vuol dire fare tanta gavetta, vuol dire fare tanta Tantissima, sì, esperienza anche, tantissima, no? sì, Nei è vero, è locali, vero. nell'ambito dell'animazione, quindi Certo, ho avuto la fortuna anche di suonare sulle navi, quindi nel microfono. a intrattenere anche un po' il pubblico. Ah, nelle navi Per da i mari, crociera. sì, Ah, ho sì. lavorato anche in quel Che settore lì, bello, quindi affascinante, deve ci essere insomma belle siamo. esperienze. Bellissima, è stata E bellissima. poi hai iniziato a scrivere. Ho iniziato a scrivere poco tempo fa, anche se la canzone che canto stasera è scritta e musicata dal maestro Ario De Pompeis, Ah, ok. Quindi con gli oggi... arrangiamenti di Gianni Gallo, e Mhm. il titolo della canzone è Dov'è? Quindi dov'è cosa? Dove parla di un amore adolescenziale che a un certo punto però uno dei due, con la voglia di intraprendere una strada diversa, un pochettino di ambire a qualcosa di più grosso, va via, ma poi Torna? si accorge che l'amore era nella semplicità e quindi fa un passo Vabbè, indietro. quindi a lieto fine, A insomma. lieto fine, assolutamente sì. Stefano Gasparrino Grazie. con Dov'è? Dov'è? Grazie. Voglio andare senza dilungarmi, dove tu non puoi più comprarmi. Io domani tornerò a guardare come prendono il volo gli aeroplani. E di te ricordo un aquilone, uno scivolo, una casa di cartone, quel sorriso uguale a quello di tua madre, le lentiggini sul viso, gli occhi di tuo padre. Dov'è? Dov'è? Tutto quello che si è uniti, anche il mare lo guardavi come me. Quel pensiero di cemento, sfidavamo questo mondo io e te. Dov'è? Dov'è? Questa cima da scalare, dimmi quanto devo ancora camminare. Mai una scarpa senza lacci è volata via. Voglio andare senza che mi fermi, non ti amo perché tu mi ami. Si cadeva scivolando tra i fiori, anche il cielo più grigio ci sembrava a colori. Insieme a te ho imparato a volare, chiudendo gli occhi ad immaginare che dal niente senza ali, oltre le nuvole, nell'universo si può arrivare. Dov'è? Dov'è? Tutto quello che ci ha uniti, anche il mare lo guardavi come me. Quel pensiero di cemento, sfidavamo questo mondo io e te. Dov'è? Dov'è? Questa cima da scalare, dimmi quanto devo ancora camminare. Mai una scarpa senza lacci è volata via. Pensieri consumati, corse senza prati, il vento e la pioggia sui vestiti. Mi mancano, mi manchi tu, mi manchi tu. Mi manchi tu. E quel pensiero di cemento, sfidavamo questo mondo io e te. Dov'è? Dov'è? Questa cima da scalare, dimmi quanto devo ancora camminare. Mai una scarpa senza lacci è volata via. Grazie. Grazie. Stefano
Stefano Gasparrini, io rimango incantata, infatti sembro un Grazie. po', mi assento, perché poi sono rimasta incantata anche dal video che abbiamo visto, no? Che racconta Alle un po' questa spalle. storia. Alle spalle veramente anche un bel video, bello, carino, si vedevano questi bambini, insomma... Molto carini. Molto carini, che Diciamo, hanno creato una bella cornice a questa canzone. Mi piace sì, questo video, quei insomma, bambini esprime sono bene. straordinariamente meravigliosi. Infatti hanno dato quel tocchetto in più che Bellissimo. forse Grazie. è la cosa giusta. Grazie a voi. Stefano Gasparrino, Grazie a tutti, buonasera. grazie.